Le analisi su eventuali responsabilità del governo si faranno una volta passata questa emergenza. Oggi la priorità sono i cittadini e il ripristino della quotidianità e della vita lavorativa. Polemiche solo rinviate per il sindaco di Treviso che guarda il decreto del governo con diverse perplessità e tra i colleghi non è l'unico. Non a caso proprio il provvedimento è stato al centro dell'incontro al Sant'Artemio, dove i primi cittadini della Marca hanno tentato di darsi una linea comune su fiere, dopo scuola, biblioteche, assistenza sociale. Concordare le linee unanimi con cui uscire sul territorio e applicare la legge. Ci viene detto in maniera chiara, noi possiamo pensare alle contraddizioni, possiamo pensare a tutto quello che non va, però alla fine abbiamo un compito solo che è quello di far rispettare la legge. La parola d'ordine sembra solo una e il prefetto l'ha invocata più volte. Buon senso vale per tutti, a maggior ragione per i bambini in questi giorni a casa da scuola. Non è che si possono chiudere i bambini in cassaforti, si cerca magari di evitare il luogo di privilegiato di aggregazione. Vietare ammassamenti quindi è la regola base da adottare come buona pratica sempre e comunque, al di là delle disposizioni dell'esecutivo. Chiaro che dovremmo utilizzare il più buon senso possibile per far sì che insomma ci siano meno ammassamenti e che la gente insomma rispetti quello che il decreto prevede. La cosa fondamentale è evitare gli ammassamenti di persone. Una volta fatto questo il pericolo è fortemente limitato. Ecco. Bisogna mantenere la calma e cercare di mantenere tutte quelle attività che è possibile mantenere senza isterie, senza ricercare, ecco, senza essere più realisti del re. Sembra che la situazione sia sicuramente migliore rispetto alla settimana scorsa, per cui un po' di pazienza e un po' di buon senso da parte di tutti. Nelle nostre zone poi non abbiamo altri casi sul territorio, quindi non credo sia utile fare allarmismo inutile. Intanto i sindaci della Marca hanno anche creato un gruppo WhatsApp dove condividere informazioni e linee attuative comuni. Abbiamo dato un'informazione a tutti i colleghi, siamo stati in contatto H24 e questo è importante per loro, per i nostri cittadini e per il messaggio uniforme che stiamo dando alle nostre comunità. E dal vertice dei sindaci è partito anche un ringraziamento. Io vorrei spezzare una lancia a favore dei medici di base e i medici di famiglia, i quali stanno vivendo una situazione abbastanza difficile e complessa perché sono in prima linea su questa emergenza.